Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Non ce l'ha fatta Vincenzo Catanese, il 33enne originario di Ramacca, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sull'autostrada A18 in direzione Messina, tra Giara e Giardini Naxos, avvenuto il 16 febbraio scorso. La vittima era alla guida di un camion quando ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta dell'autostrada. Si è scontrato contro un altro camion che trasportava olio esausto in una cisterna. Alessandro Porto, ex assessore del comune di Catania, è stato nominato capo di gabinetto vicario per l'assessorato regionale all'energia e all'ambiente. Dopo essere stato defenestrato dalla giunta dell'ex sindaco Salvo Pogliese a novembre del 2021, Porto si è candidato alle ultime elezioni regionali nella lista Popolari Autonomisti, ma è risultato il primo dei non eletti. Lutto nel mondo del vino in Sicilia, è morto infatti Francesco Tiralongo, 54enne di Marsala, amministratore delegato della cantina Baglio di Pianetto di Santa Cristina Gela in provincia di Palermo. Nel dicembre 2020 l'uomo era stato nominato amministratore delegato della cantina di proprietà della famiglia Marzotto. Anche oggi 2 marzo in Sicilia si attende una giornata caratterizzata da una notevole variabilità del tempo. La situazione non migliorerà di molto per la giornata di domani, venerdì 3 marzo, quando ci aspetterà un nuovo peggioramento del tempo. L'instabilità atmosferica continua a interessare la nostra regione, con precipitazioni a fasi alterne che hanno colpito l'isola nel corso della settimana attuale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.